siamo arrivati a consegnarlo insomma al Consiglio regionale. C'è stato un po' come dire, di impreparazione da parte delle istituzioni venete a questa orda di fontanari che arrivavano, nel senso che appunto Zaia si è scappato, il presidente del Consiglio regionale è scappato, insomma adesso non ci volevano più ricevere, però i giornali insomma, e la stampa era dalla nostra parte, ci ha dato molta risonanza. La regione Veneto non è mai riuscita a prendere una posizione perché è sotto ricatto della Lega del Padovano, forse anche del Vicentino, non lo so, e quindi lì si è capito che le leghe sono tante, no? Voi avete, io sono trentino, non è che guardo la politica veneta, però e la conosca, però insomma lì si è capito che ci sono delle fazioni, ci sono dei territori in gioco, ci sono degli interessi grossi e quello più grosso di tutti è quello, non è per l'acqua secondo me, è quello del cemento, perché un affare da 200 milioni di euro interessa per il cemento, non per l'acqua. Proprio perché se veramente vi interessa l'acqua, o interessa l'acqua alla pianura, che è un problema, ci sono un sacco di alternative di cui forse vi avete anche parlato Giustino o approfondirete.